Vi voglio raccontare di una rivoluzione pacifica senza nessuno spargimento di sangue, una rivoluzione che fu perfino divertente e che dall'Italia e da Venezia prese piede nella prima metà del Cinquecento verso tutto il resto d'Europa. Questa rivoluzione, nella quale Venezia ebbe un ruolo veramente centrale, si chiama commedia dell'arte e sconvolse per sempre i canoni del teatro così come era stato conosciuto fino a quel momento. Non solo del teatro classico, greco e latino, oramai abbandonato da tempo, ma anche di quello medioevale, quello dei secoli bui che era fatto quasi esclusivamente di misteri religiosi e quindi di testi preordinati e molto precisi che venivano interpretati da dilettanti, quindi da persone che si prestavano all'interpretazione in quel momento. La prima rivoluzione della commedia dell'arte è riportare in scena dei professionisti, degli attori che fanno questo di mestiere. Noi oggi la conosciamo così, come commedia dell'arte, ma il nome in realtà fu coniato molto più tardi, niente meno che da Carlo Goldoni, che nel 1750 spiegò e intese dire che gli attori erano dei professionisti e che portavano in scena con loro la loro arte, il loro mestiere. Ai tempi in cui prese piede, quindi nel Cinquecento, la commedia dell'arte era conosciuta con altri nomi. Commedia all'italiana, commedia a braccio, commedia all'improvviso o all'improvvisazione, perché gli attori non si rifacevano più a un testo scritto e preordinato che dovevano imparare a memoria, ma a un canovaccio, quindi a un tratteggio sul quale loro, con la loro esperienza, col loro mestiere, ricamavano molto a seconda del luogo in cui si trovavano, delle circostanze in cui erano chiamati a recitare. Non recitavano in teatri, i teatri, così come concettualmente li conosciamo oggi, non esistono ancora. Recitano gli attori per strada, recitano su palchi mobili, recitano in cortili e corti intese come corti principesche, perché poi le diverse case reali, appassionatesi a questa nuova arte, si adoperarono molto per diffonderla nel resto d'Europa. La seconda grande rivoluzione operata dalla commedia dell'arte fu il portare le donne in scena. Il teatro fino a quel momento era solamente questione maschile e anche i ruoli femminili erano interpretati da uomini. Anche il grande teatro inglese, il teatro shakespeariano per esempio, che è un teatro essenzialmente di parola, affidava i ruoli femminili alla recitazione di uomini. E noi abbiamo la testimonianza di un viaggiatore inglese, Thomas Coriat, che viene nei primi anni del Seicento a Venezia, assiste a delle rappresentazioni della commedia dell'arte e esprime in questo diario di viaggio la sua meraviglia per aver visto sul palco recitare delle donne e aggiunge una notazione che oggi può solamente divertirci, che sono pure brave, sono brave almeno quanto gli uomini. Allo stesso modo Enrico III di Francia viene a Venezia, assiste a degli spettacoli e decide che gli piacciono proprio e che se li porterà con sé in Francia e fa arrivare a Parigi alcune compagnie della commedia. La commedia inizia a girare l'Europa, noi abbiamo anche una bellissima testimonianza iconografica perché in Bassa Baviera, in un castello a Landshut, c'è un grandissimo scalone affrescato nel 1570 da un pittore italiano, Alessandro Scalzi, che ritrae proprio una compagnia di giro che probabilmente era lì in quel periodo. Ed ecco che su questa scala compaiono tutti i personaggi della commedia dell'arte, la cortigiana, gli zanni che sono degli antesignani di Arlecchino, le servette e Pantalone, il venezianissimo Pantalone. Ve li presento intanto. Pantalone, Arlecchino, la terza rivoluzione, o meglio, è più una connotazione della commedia dell'arte, è che gli attori assumeranno su di sé un ruolo e lo manterranno per tutta la vita. Pensate che fino al Novecento
Noi abbiamo avuto due grandissimi arlecchini, Marcello Moretti, Ferruccio Soleri. Ferruccio Soleri nel 2010 è entrato nel Guinness dei primati per aver recitato per 50 anni di seguito il ruolo di Arlecchino. L'attore e il personaggio diventano un tutt'uno indistricabile e l'attore interpreterà quel personaggio per tutta la sua esistenza, come se fossero una cosa sola. Passiamo a conoscerli un po' di più. Pantalone è la più veneziana delle maschere della commedia dell'arte, nasce a Venezia, ecco la maschera di cuoio, naso adunco, barbetta di capra, berretto greco, babbucce turche e un abito zimarra, che è quello essenzialmente dei veneziani di quel secolo, del Cinquecento. Pantaleone era un nome molto diffuso nella classe mercantile veneziana, perché era un santo molto importante ed è un santo che ha tuttora una sua chiesa che era molto conosciuto, e pantaloni sono anche quelle braghe all'altezza del ginocchio che connotavano molto i veneziani, al punto che i francesi, in maniera anche un po' spregiativa, appunto, definivano i veneziani i pantaloni. Pantalone è una maschera un po' anziana, è un burbero che è tirchio e si arrabbia facilmente, però alla fine sa essere anche generoso, e che ancora Carlo Goldoni trasformerà nel teatro moderno in figure indimenticabili come quella dei Rusteghi o di Signor Todoro Brontoeon. Pantalone si muove sulla scena come il Magnifico, è un altro dei suoi nomi, è venezianissimo anche nel linguaggio, e il suo contraltare sulla scena è Arlecchino. Arlecchino non è veneziano, Arlecchino è il servitore di Pantalone. Arlecchino viene a Venezia come servo, come tantissimi, non solo in quel secolo ma anche nei secoli successivi, fecero da fuori Venezia. Lui viene da Bergamo e nasce probabilmente a Bergamo come derivazione degli antichi zanni bergamaschi, che sono appunto queste figure grottesche dei servitori. Lui però ha anche una derivazione diversa, deriva addirittura da uno spirito infernale. Harlequin è un demone, Höllekönig, il re degli inferi. E così un po' si comporta Arlecchino. Arlecchino non parla veneziano, parla un Gramelot, che è una lingua tutta sua, e si muove attraverso degli istinti molto bassi, piuttosto che esercitare il pensiero e la ragione. Salta, si arrabbia, picchia e si fa picchiare, ha una fame atavica che tende a soddisfare appena può. Tenta di imbrogliare, ma in realtà rimane imbrogliato, fa un sacco di confusione. Alla fine ha anche successo, ma sempre, quasi sempre con l'aiuto degli altri. È innamoratissimo della sua amata Colombina e ne è pure riamato. Ed è sicuramente uno dei personaggi più conosciuti e più amati non solo della commedia dell'arte, ma dell'intero carnevale e di tutto ciò che ne consegue. Perfino questi bitorzoli che porta sulla maschera, qualcuno sostiene che siano retaggio appunto del suo essere stato un demone antico. La terza figura veneziana pienamente ancora della commedia dell'arte, è una donna, ed è Colombina. Anche Colombina deriva dalle antiche figure delle serve, addirittura del teatro greco, e dalla Zagna, che era una serva vecchia, e Colombina ovviamente via via ringiovanisce, e si fa più furba, non è più una serva sciocca. Colombina è intelligente, è sagace, non ha peli sulla lingua, dice sempre quello che pensa, tanto al suo padrone, Pantalone, del quale approfitta, nel senso che Pantalone è senilmente innamorato di lei, e lei un po' si fa beffe del suo padrone, ma non è cattiva, è innamoratissima di Arlecchino, ma anche a lui, e nessuno può toccarglielo, ma anche a lui non risparmia nulla se c'è qualcosa da dirgli, anzi. È bugiarda, ma attenzione, mente sempre e quasi mai per se stessa, e sempre per una ragione ben precisa, in genere per aiutare la sua Rosaura, la sua padroncina, alla quale è attaccatissima, è visceralmente attaccata.
Ecco la venezianità della commedia dell'arte, che si concretizza in una figura femminile che a volte veste una maschera e il più delle volte invece non ne ha una, e il cui nome deriverebbe dal fatto che una delle più famose attrici cinquecentesche, Isabella Franchini, che la portò in scena appunto per tutta la vita, saliva sul palco portando con sé una cesta con due colombe. Ecco il nome Colombina. Sebbene poi il primo documento che ne parli, del 1530, è stato rinvenuto a Siena. Malgrado questo, Colombina è venezianissima, si comporta come una veneziana, e sebbene sia un po' una mentitrice, lo fa sempre in favore di altre donne e in favore dell'amore. Ed è questo forse che ce la rende così simpatica.